Una solenne cerimonia al Tempio Sario di Udine, la cui cripta accoglie e custodisce i resti di 25.000 caduti del primo conflitto mondiale, ha aperto ufficialmente le celebrazioni sostenute dall'amministrazione del Friuli Venezia Giulia della lettura dell'Albo d'Oro 2014-2018 dedicata al ricordo dei nomi dei caduti della Grande Guerra. Alla cerimonia è intervenuta la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, che assieme al Comandante delle Forze Operative Terrestri e delegato dal Capo di Stato Maggiore, Generale Roberto Bernardini, ha ricevuto gli onori militari del picchetto in armi. Dopo l'alzabandiera, presenti i gonfaloni della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine, il Tempio Sario ha vissuto la lettura dei primi nomi dei caduti della Grande Guerra, 180 nomi di caduti dell'Abruzzo letti da ufficiali in servizio e in congedo. Soldato Nanni Domenico Di Martire, soldato Nanni Nazareno, soldato Nanni Primiano, soldato Odorisi Giuseppe, soldato Odorisi Luigi, Fante Morielli Vincenzo. Tra questi anche i nomi di Ersino, Nazario e Raimondo di Luca, tutti provenienti da Bellante, in provincia di Teramo, i cui parenti che erano presenti a Udine hanno ricevuto dalle mani della Presidente della Regione la pergamena d'onore. Successivamente, nella sottostante cripta, la Presidente della Regione e il Generale Bernardini hanno deposto 2 corone d'alloro in onore dei caduti.